stiamo parlando di turismo, abbiamo letto qualche dato, abbiamo ascoltato il punto di vista di Tullio Mancino, direttore generale di Confcommercio Taranto, e adesso vogliamo invece ascoltare quello del vice sindaco di Taranto con delega anche al turismo, Gianni Azzaro. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno. Dunque partiamo. Scusate, in questo vi chiedo in anticipo scusa perché, come ti dicevo prima, sono anche papà, quindi sto accompagnando mio figlio a scuola e quindi sto facendo contemporaneamente entrambe le cose. Va bene, fa parte della vita, insomma, anche questo, va bene così. Dunque, dicevo, Mancino nelle sue dichiarazioni poco fa qui da noi diceva che a novembre scorso è stata insomma chiesta a più voci al sindaco Melucci di riconvocare ed essere presente al tavolo del turismo, ma questo incontro in realtà non c'è mai stato, è stato anche risollecitato la settimana scorsa. Abbiamo novità in merito? Sì, facciamo una precisazione innanzitutto. Sì. Io da quando mi sono insediato avremo sollecitato la convocazione del distretto del turismo che, come sa, è incardinato presso la prefettura di Taranto, al quale fa parte un po' tutta la provincia e anche il comune di Taranto. Però ancora non si è tenuto. Nel frattempo, comunque, così come vista anche l'esperienza positiva avuto in questo anno e mezzo, soprattutto nell'attività sportiva, e visto anche i buoni esiti che ha dato quel tavolo, sto predisponendo una delibera di giunta proprio per istituire un tavolo tecnico sul turismo e lo sviluppo economico proprio nella città di Taranto, e quindi dove è un modo in quale potersi confrontarsi, poter raccogliere tutte le idee e quindi calendarizzare e pianificare un po' tutta la programmazione turistica di Taranto, anche potrebbe essere anche un'occasione per creare proprio un vero pacchetto di promozione turistica per Taranto. Abbiamo avviato in queste settimane anche un'azione proficua di collaborazione con una realtà che è nata dal basso, no? Che è il Taranto Grand Tour, col quale siamo andati anche insieme anche alla BIT, riconoscendo anche un ruolo che si è dato al territorio. Sono più di 30 associazioni, più di 35 commercianti, quindi che hanno avviato questo un metodo nuovo di valorizzazione turistica e accoglienza, che è stato anche supportato anche dalla Regione Puglia. Allora, sicuramente un lavoro tutto in divenire, anche di stretta collaborazione, tenendo conto che anche all'interno del Grand Tour c'è anche la Confcommercio Taranto. Ecco, ha già citato un'altra parola chiave, no? Che avevo intenzione di chiederle, insomma, in una domanda, che è proprio quella della programmazione, perché poi il problema spesso quando si parla di turismo è questo, cioè ci sono giustamente tante buone intenzioni, però tutto va programmato nel giusto tempo. Diciamo che le due parole chiave forse sono da una parte programmazione e dall'altra destagionalizzazione, che è un altro grande tema, cioè riuscire a portare qui gente non solo d'estate grazie al mare ma anche nel resto dell'anno. Su questi due temi un suo commento. Assolutamente sì, e aggiungerei anche un altro termine, oltre a programmazione, destagionalizzazione, anche messa a sistema, quindi realizzazione di una vera e propria rete, fare rete. Ed quelli sono i tre obiettivi che ci siamo posti in direzione con l'amministrazione comunale. Lo abbiamo detto anche alla BIT, la destagionalizzazione come la fai? Attraverso questa pianificazione, una pianificazione attraverso degli eventi sui quali stiamo puntando molto, e quindi di lì la programmazione e quindi il calendario degli eventi sportivi, che sono un'occasione anche di richiamo non solo degli atleti ma anche da parte di turisti, come è accaduto in questi ultimi anni. Eventi sportivi, eventi culturali, eventi anche musicali di un certo livello, sono tutte occasioni di promozione turistica e quindi occasioni per far vedere le nostre bellezze, il nostro patrimonio archeologico storico. Penso su questo continueremo a lavorare, quindi stiamo già facendo un'azione anche di congiunta con la direzione cultura, però vorremmo appunto in questo modo, attraverso questo tavolo tecnico del turismo, mettere a sistema, mettere a rete tutte le idee che arriveranno per realizzare un vero e proprio calendario di eventi culturali oltre che sportivi
occasioni appunto di attrazione turistica per la città di Taranto. C'è poi rispetto... Stiamo predisponendo sì, anche una certa programmazione, anche una certa pianificazione, soprattutto in occasione degli arrivi delle prossime navi da crociere. Quest'anno il traffico crocieristico sarà molto importante, ancora più importante rispetto a quello dell'anno scorso. Ecco, questo è un tema, Zaro, siamo pronti ad accoglierli questi turisti anche rispetto ad un tema, ad esempio, come quello del decoro urbano, e quello che vediamo intorno a noi purtroppo non ci incoraggia, perché la città è oggettivamente sporca. Le azioni rispetto a qualche mese fa sicuramente la situazione è migliorata, bisogna fare ancora di più. Uno degli altri obiettivi è quello di portare quanto prima in Consiglio Comunale il nuovo contratto di servizio di Amio, che metterà comunque nell'azienda nelle condizioni di operare al meglio. Questo è uno degli obiettivi. So che il piano è quasi pronto, quindi appena andrà in Consiglio Comunale sicuramente darà una risposta ancora più positiva e soprattutto in termini di efficienza. Assolutamente sì, sono gli assi in cui ci stiamo muovendo, e poi cercare comunque di offrire alla gamma di turisti che arriveranno un'offerta veramente variegata, un'offerta che non solo metta in luce le nostre bellezze, le nostre risorse, ma che comunque sappia in qualche modo anche accoglierli dal punto di vista culinario, dal punto di vista di realizzazione di piccoli eventi, di piccoli spettacoli che li possono accompagnare in un percorso che allestiremo proprio dalla discesa della nave fino nel borgo. A proposito di questo percorso, un altro aspetto che viene fuori anche in un focus fatto ieri da Quotidiano nelle interviste agli operatori culturali è quello degli spostamenti in città, cioè i turisti arrivano, scendono dalla nave, quelli che decidono di rimanere a Taranto hanno difficoltà a muoversi poi con i mezzi della cosiddetta AMAT, insomma, per intenderci, in giro per la città per seguire, insomma, al di là della città vecchia o magari strettamente del Borgo Umbertino, per poter fare anche altro tipo di percorsi, e ce ne sarebbero insomma da fare, insomma, non so, penso alle tombe a camera da vedere in giro per la città, penso anche addirittura a Paolo VI e a un bel viaggio che si potrebbe fare tra i murales che ci sono qui, insomma cose da fare ce ne sono. Spostarsi è un po' più difficile. Su questo tema state pensando a qualcosa? Ed è tutto all'interno di questo tavolo tecnico che stiamo spedendo all'interno del turismo. Sono tutti lì che arriveranno le idee, dove tutti quanti saranno accolti, quindi non solo le associazioni di categoria, chi opera nel terzo settore, chi opera nel settore della cultura, quindi ognuno con queste idee che sta sottoponendo tu, saranno tutte occasioni di raccolta e quindi realizzazione.